Siamo con Lavinia Vivian, che è consigliera comunale per la lista Mira in Comune appunto nella città di Mira, oltre che impegnata con varie associazioni di volontariato. Anche lei oggi ha partecipato alla Marcia per l'Umanità e l'Accoglienza che da Sottomarina è arrivata poco fa a Chioggia. Quali sono, Lavinia, i motivi che ti hanno portato qui e a partecipare assieme a tante persone dalla Riviera del Brenta? Beh, è importantissimo oggi essere qui perché purtroppo il fascismo e il razzismo sono delle realtà che stanno dilagando nuovamente in maniera pericolosa, nonostante ci sia stata da poco la giornata della memoria e perfino oggi in occasione di questa marcia c'erano delle forze, Forza Nuova e delle altre forze di estrema destra che volevano contestare questo tipo di manifestazione, sono dei promulgatori di odio e noi siamo qui invece per tenere sempre fermi quelli che sono i nostri valori fondamentali. Quindi si parla di migranti, ma non siamo qui solo per questo, dove ci sono pregiudizi, ci sono discriminazioni e vengono calpestati i diritti, quindi essere qui oggi non è solo un segno di solidarietà per tutti i migranti che arrivano in Italia e hanno bisogno prima di tutto di essere accolti con umanità, ma lottiamo anche per i diritti di tutti e di tutte le altre persone. Grazie Lavinia.